Mezzo secolo fa, con l'intento di valorizzare, sfruttandole, le acque di Rinaggio, il patron della San Pellegrino, Giuseppe Mentasti, presentò una proposta all'allora amministrazione comunale di Tempio Pausania, proprietaria delle fonti e dell'area circostante. In sintesi, la concessione trentennale delle fonti, anche per un'ipotesi di imbottigliamento, un'industria che realizzasse solette per scarpe utilizzando il sughero e, per ultimo, un albergo e la contestuale sistemazione del compendio intorno alle fonti. Le amministrazioni, in una pubblica seduta, affermarono di non aver bisogno di nessuno per qualificare e valorizzare Rinaggio e le sue acque diuretiche, che studi di alcune università accreditavano come qualitativamente superiori a quelle di Fiuggi, aggiungendo che Rinaggio era patrimonio di tutti e che non poteva essere privatizzato in alcun modo. Sul finire degli anni 70 del secolo scorso e agli inizi degli anni 80, prima l'Acquamarcia, società della famiglia Caltagirone, poi la Coca-Cola Company, attraverso la sua controllata Fanta, si fecero avanti con dei progetti importanti che prevedevano investimenti sostanziosi e ricadute formidabili in un territorio che aveva cominciato il suo declino inevitabile. Inutile sottolineare che dal municipio arrivarono solo categorici e sprezzanti di rifiuti a qualsivoglia idea sulle fonti di Rinaggio. L'argomento era però buono per ogni campagna elettorale, sino a quando, e siamo agli anni 90, non si presentò un imbonitore sostenuto dalla maggioranza che governava la cittadina gallurese. Questi riuscì a coinvolgere e convincere alcuni piccoli imprenditori locali a creare la Tempio Pausania Terme Spa, con capitale sociale di qualche centinaio di milioni di lire e diversi soci che pretendevano di dettar legge sugli altri. Si riaprirono le piastre, 2 edifici per il trattamento sanitario idropinico costate un botto di soldi della Comunità Europea, un bar, venne realizzata la piscina e un anfiteatro, ma l'entusiasmo iniziale, peraltro supportato dall'amministrazione comunale, si smorzò ben presto andando a sbattere con la realtà. I soldi finirono e la Tempio Pausania Terme venne dichiarata fallita nel 2001. Da allora il pudore aveva imposto il silenzio sul tema, mentre i vandali hanno imperversato distruggendo quanto rimasto del vecchio e velleitario impianto che, tra risorse europee della vecchia provincia di Sassari e comunali, è costato oltre 30 miliardi di lire. L'avvocato tempiese Salvatore Deiana ha chiesto un incontro agli amministratori comunali per sottoporre loro un progetto sul compendio Rinaggio. A una condizione avrebbe rivelato il nome dell'imprenditore solo una volta che ci sarebbe stato l'accordo sulla proposta. In realtà, più che i componenti della giunta e di buona parte del consiglio, le reazioni sono state registrate sui social. Stavolta però, a differenza del passato, l'amministrazione non sembra propensa all'ennesima chiusura, anzi, l'apertura al dialogo è immediata. Ben inteso, per ora non c'è niente di concreto, giusto un approccio finalizzato alla conoscenza del progetto e alla sua fattibilità. Per farla breve, si vuole creare un'alternativa alla spiaggia.